Cosa occorre che te sighi così forte? Che sei una donna? Che domanda se ti serve uvi? Ma non so mia sorda, mia. Oh, ma mi sì, Quando che te fa comodo. Ma è poi, la donna che vende uvi, la si chiama Palma. Te dovresti saperlo ormai, la passa tutte le mattine. Oh. Ma va bene, va a dire a Palma che in uvi non in serve, no. Che passa domattina e mi raccomando a chi sia freschi di giornata. No, slossi, come quelli dell'altro dì. Oh, vabbè, adesso che io dico. Ma non sei ancora arrivata, sorella Lavinia? E di solito non arriva sempre per prima. Guarda che tua sorella Lavinia lo sa che avremo da discutere della questione della decima che avremo col nevoto del notaro Bressan. Se non sei ancora arrivata, se perché la avrà paura a perdersi nel caligo. Oh, mamma, come che ti sia antiquata. Si dice nebbia? No, caigo, e poi qua non che sei caigo, no? Guarda che qua, cara, si dice caligo o anche burana, se sei per quello. E guarda che all'ane a bassa padovana dove è stato sorella, che sei sempre il caligo o nebbia, come che te dici ti. E poi, guarda che a Sofio è anche che aspetta il primo puteo e se non sei ancora arrivata sarà perché la vuoi tenere che compagnia? Te che ragione sarà sì, sarà per quello. Insomma, a proposito, in quante settimane sei che sei? Ciò, la sei entrane a decima? Oh Maria, la segno ossessione sta decima però, Ma cara che sei decima e decima? Ho capito? Ti abbiamo visto la corona del rosario, per caso? E per caso, chi sei che aveva rifatto sui letti in camera stamattina? Mi? Che ho fatto sul letto? Ma non che c'era niente!
Ciò, invece, lo sai tu cosa che mi ha detto il marito di Cecilia? E mi ha detto che non avevamo mica da permettere ai Bressan di averla vinta. E da quando in qua è il marito di Cecilia che mette il naso nei affari della nostra famiglia? Ga solo che vuoi sto darne un consiglio e poi farà parte della famiglia ormai, no? E che ha proprio detto così, che non è giusto perdere quello che è nostro. Quello che sei nostro, de chi? Ma di noi altri Monza no. Ah, nostro, no, suo. Ah, te vuoi dire? Sì, quello che è nostro. Vero Isabella? A proposito, mi voglio fare testamento. Stamattina? Oh, ma cosa che salta questa sua testa e poi cosa che tu da sarti? Ma la verità! Cosa che tu ciappati d'eredità? Gocciapà. Tua sorella, sì. Eccomi qua, Scusami il ritardo, ma ho dovuto dare in prestito della carrozza di un BBC e perché nostra non aveva perfino roda rotta. Te che sempre una bella scusa pronta, ti. Ah, se era ora che ti arrivassi e se anche per dire piovere. E per te, cammino con mia tutta la giornata da perdere drio a sta storia che avevamo qui Bressan. Perché mi agora da pareggiarmi stasera a voi al Teatro Olimpico con i miei amici. Lo sapevamo sì che ti piace andare a teatro a vedere tragedie. Ma non ti pare mia che ne avevamo abbastanza qua di tragedie? Ma tu ti vedi sempre tragedie dappertutto per te c'è sempre tutto nero. Sai tu cosa che ti dico? Che al manco a teatro e tragedie le sei finte? Ma ha voluto dirmi che ti si buona a recitare. Ma me che ti ho visto? Sicuro che sono buona da recitare. Se so che mi viene un po' di paura a montare sul palco, sì, ma cosa ho avuto che sia? Sì. Lì una volta recitavo. Ma cosa dici, Ortensia, ti? A non te che mai recita? Oh sì, e già ero anche molto brava. Ogni Natale dicevo la poesia. Sono piccolina, chi non lo sa? Sono birichina, dice papà. Signori miei, dentro qui c'è un amore grande, che tutti voi ama e tutti prega. Sì, Ortensia, che vengo capito. Quando che te eri piccolina. Ma dove sarà il mio rosario? Oh, vabbè, non importa. Ma Paola, dai, contami. Ma sul serio? A te che paura di montare sul palco? Beh, che reste tra mieti, tanto qua non sente nessuno. Sì. E ora, le mani, le tacca a tremarmi tutte. Mi viene un groppio proprio qua in goia e non mi ricordo più cosa che vado a dire. Oh, ma ora te che sai recitare, contami. Beh, sì, una volta il mega ha fatto un provino. Cioè, sarà una tragedia greca, non scherzi. Ma te hai provina come chi fa col vin? Vabbè, ti dico come che è andata la storia. Sono da vedere tante volte a vedere sta mia amica che recitava. E ormai conoscevo tutte le battute a memoria. E una sera sentia poco bene. E ora si è venuto da me il regista e mi ha fatto dire che do 3 battute per vedere se ero buona da recitare, se conosceva la parte. Ma ora se sta il regista che ti ha provinato. Ridi sotto che i lunghi baffi che te che e intanto mi sta petenà, truccà, vestia di tutto punto. So che sono montata sul palco. Non mi ricordavo più cosa che avevo da dire. Oh, Maria Signora, ma è ora cosa che ti ho fatto? Ma anche
sarà sta, no? È il suggeritore. Aspetta, come si che io chiama? Aspetta, è il gobbo. Sì, adesso sì, che te ne fai venire in mente, che sei un gobbo, è proprio in prima fila. Sì, ma io l'era muto, mi sa che l'era il gobbo sbagliato, non lo so. Non ne ha detto niente, vai. Tra i fisci che non goccia pa che a sera barago, proprio capio che a mia carriera d'attrice da scommissia e anche a finire la sera stessa. Insomma, dai, adesso non stiamo a parlarla tanto lunga che a fin fine non te che neanche mai recita. No, va bene, sito contenta. E poi che moemo di parlare di sta storia che ne viene su da Roe. Non potevo venire a scommissiare a parlare della questione che avevamo con i Bressan. Ma è ora di sì, ma di cosa sei che abbiamo da parlare? Sono qua. Ma a decima chi ne deve pagare per il raccolto di campi? E non sto a dirmi che non te che ancora capio. No, ma sì, ho capito. Sai che vorrei capire quanto che assaria sta decima. Cosa ha avuto? Non ha una grossa cifra da quello che so. E se che ne viene parderito e non avevamo mica da rinunciare, no? E bisognava parlare sulle carte cosa che c'è scritto. Le carte. Bene. Bisognerà domandare al nostro avvocato per capire come mai che sto Bressanga tira fuori sta storia della decima. Scusami, e non avevi le carte e mi avevi fatto venire fin qua e non avevo neanche carte su cui parlare. Guarda che era mie, che ciacoe, non si impasta mia fritto Vabbè. Anche a me voglio sapere la storia della decima. Vabbè. Te la contiamo dopo, te la spieghiamo in maniera più semplice a te. Guarda che sta storia qua la puoi finire mai per noi altri, perché adesso anche i popolani si diventa furbi e qualcheduni di questi le anche istruio, come Giovanni Battista Bressano e il nevodo del notario e scrivano del comune. Ma lo sapevi cosa che dice? No? Che paparghe ha un furbo. Basta un furbo e mezzo e noi altre. Siamo in 4. Sì, in 5 con te, mamma. Guarda Paola che saria anche a me. E quindi siamo insieme. Giusto, scusa, non te l'avevo neanche contato, Ortensia. Femo che coi siamo in 5 e mezzo. Ho fatto una fatica ad arrivare fino qua. Lavinia, ve l'avevo promesso che sarei venuta. Ma non ho molto tempo però, perché sapete, mia figlia sta per diventare mamma e ha bisogno di me. Non importa, vai cara Lavinia, l'importante è che ti si arriva. Sì, come stai a tuo fiore a proposito? Oh, povera cara, sempre l'affanno e non tiene giù niente e ha una faccia da pomicotti. Poveretta. Chissà che passino presto questi 9 mesi. Ma perché non facciamo le carte per vedere come che andrà a finire sta storia? Andrà a finire che Oh nasce. no, parlavo della questione della decima. Ma l'effetto di... Sicuro. Hago in parallese di tarocchi da nastroiga che se vieni una volta a casa mia. Aspetta. Dai avanti io tiro fuori. Aspetta. Che adesso devo metterle su. Dai, scommissia che sono curiosa. Che se qualche dunque ne vuoi mai. E quello sappiamo già che sei, no? E sei il Bressan, dai. Dopo? Le furbo, mamma, che furbo che lei. Però che sei una donna che sei più furba di Le sarà che ha paura grama di sua moglie. O magari... Qui assommi. Noi altri, Aspetta che si storta. Che se tante carte in giro, ma la più importante la si sconta. La sarà proprio la carta qui che cercavamo prima e che non cadevo da nessuna parte. La si sconta? Aspetta. In un posto segreto. Cecilia,
Te che hai visto, no? Che questi tarocchi non te ne hai dito proprio niente che sanno saresti. Oh, mamma mia, anche te, Lavinia, cosa ghetto che ti continui a agitartene a carega? Ma sono in pensiero per mia figlia. No, ma sento cosa che ti dico, se è meglio che te vai a casa, perché qua non ti servi proprio a niente. E non riesco neanche a concentrarmi. Come? Vabbè, hai proprio ragione. Tanto a me va bene quello che decidete voi. E me ne vado subito. Vabbè, va pure casa, cara, sì. Però guarda, che dopo non ti dici che abbiamo sbagliato qualcosa, te che da fidarte. Oh, non preoccupatevi, mi fido. Ma ascolta qua, Paola. Ma da quando in qua la Lavinia l'ha attacca a parlare l'italiano? Vedito, a me sa che adesso parti a levar tutti tanta spulsa sotto il naso. E se vede che i nobili vorrà distinguersi dai poveretti e far pesare la nobiltà, cosa ha avuto che te dica? Ma sarà come che te disi però mi sembra solo che a voi a mettersi in mostra. Non a me par neanche più mia sorella. Te che hai ragione. Forse sarà meglio andare a dire sequieri di Sant'Antonio, che mi aiuta a cercare le robe perse. Perché ti sia? Te conosci i sequieri di Sant'Antonio? Oh sì, certo, e comincia così. Sequieros miraculas murs error calamitas. Ma cosa sia una preghiera in latino? Ma ti come fetto conoscerla? La recita tante volte perché perdo sempre qualcosa. Ma quando che la dico per trovare un moroso, non la funziona. Ma chissà perché, il moroso non ti ho mai avuto, come facevi a perderlo? Che se ne carrozza? Che se ne carrozza? E chi si arriva? Si arriva una carrozza? Chi si arriva? È che sia Elena. Scusate il ritardo, sono io, ma che ne ho approfittato di un passaggio del mio dottore. Ma tu Mario lo salo? Oh, per carità, perché l'è poco geoso. No, lui si andò a trovare il suo amico a Padova e non mi porta mai. Resti tu qua a dormire, cara? No, Cecilia, ti ringrazio, ma perché torno io col mio dottore fra un par di ore. Certo. Ciao, anche se un poco di tè pronto in cucina, gli imbuto un giosso, cara. Sì, grazie, Paola. Dai, sentate qua, dai. Cara da Dio, vado subito a vedere. Subito la una parola sconosciuta quasi a Ortensia, conoscendo il tè arrivare a freddo. Ma cosa vuoi io? Ormai se avanti con gli anni e non potremo mandarla via. Più a fa parte anche della famiglia e se guardiamo bene, la lavora. Poco, ma la lavora. Cosa Dai, vuoi io? Paola, non sta a preoccuparti che siamo qua tutti Sì, e tre dai. insieme. C'è qui una stanza. Sappiamo che dentro quello che capita. Ma se finì il zucchero? Come si finì il zucchero? Ah sì? No. Ghetto Bardane a Madia. La Madia. Non mi ricordavo più dove che c'era. Ma dove sei la Madia? Non so, Ghetto Bardane l'urto, se magari a cacciare i gambetti se andava a fare un giro. La sarà in cucina, no? Dove casa sempre sta, curi? Ho paura che qua stiamo bocca asciutta, Sa perdere, Paola, vai anche il tè. Lo beveremo un'altra volta. Non sta a preoccuparti. Vabbè. Mi vado a dire il mio rosario, se lo trovo. Visto? Cosa che avevi in mente? Mamma mia, devo spiegarvi tutto. Ma ascolta qua, senza rosario, ho avuto vedere che non ti si mi abbona a pregare? No, perché ti smetto con le Ave Maria. Mamma mia, bisogna spiegarvi tutto a sta donna. Gli altri che mo domani con 5 dei per parte. Una volta che te detto 5 Ave Maria con man destra e 5 Ave Maria con man sinistra, non te che presto dito il rosario. Oh, è vero. Allora 5 Ave Maria con la mano destra e 5 Ave Maria con la mano sinistra. Ma come faccio ad arrivare a 50 Ave Maria se sono creature le Ave Maria? Conta, signor Ortensia, conta. Ma amico sa trovare rosario.
Poveretta. No, da mia tutta fassina al quarto. Scusami, Santo Paola, ma bisogna che vada, perché ho sentito una carrozza e il mio dottore si sa qua. Ma come te vai a casa? Ma non abbiamo detto neanche ancora niente da decima. Ma non sta a preoccuparti, quello che decidi voi altri per me va bene. Va bene, ciao, va a casa anche a te come che ha fatto che altra, però guarda è che dopo non ti disi che abbiamo fatto qualcosa che non ti andava bene, che non che sia sorpresa e che dopo non ti si d'accordo. No, non sta a preoccuparti, e il dottore non aspetta e neanche a me. Ti accompagno, dai. Anna, su qua. Vieni avanti, cosa mi conti tu de beo? Ascolta, mi sarei venuto qua perché voglio domandarti una roba. Mica vediamo più a Pulcheria, che sarebbe di cercare lavoro. Non sai che ti te conosci qualcuno che ha bisogno? Ah, che ti ho provato a domandarmi in casa Muzza, cosa ha avuto la Ortensia là che svampia come il vin da Inasedo, che avrà bisogno, sì, una serva. Sento che te che sì, beh, guarda, non a posso anche a me ogni volta che vuoi vendere l'uvi da Chia. Ciao. E che ragione, perché vada? Che domanderò quando che vado? Sì, che domando, vabbè. Beh, a sa misura dosina di uvi, che dopo se ne viene voglia a provo a tirare un sfoglio dei tagliadelli. Insomma, ma che se... Ma guarda, cosa che hai fatto? Sentivo spussa da brusa! Anna! Ho detto una parola e se la brusata Cosa ha avuto? Che il ferro è tanto caldo. Ciapati. 2, 3, 5, 3, 8, 4, 12. Ti dica sa 12. Anna, ma dimmi una roba, ma io ora sta attenta, ti sento come che andrà a finire la questione che ha impiantato ma Dio quei contesse Monza sua decima? Perché dico come effetto saverlo. No, lo sentivo dire in giro, no. Ma ti non te che riesco a ascoltare le papacciole, ti domanda, ma mica te dico mica come che sei robe. Me Mario, se te vuoi saperlo, che ha solo intenzione di far valere i suoi diritti e credo proprio che riuscirà. E fa proprio bene, perché va la ora che sgrandessone dei contessi di le sbassa la cresta. Ciao Anna, ma chissà, mi fio a Pulcheria, che vorrà andare a lavorare da che contesse io. Ma non lo so. Domanda che lo stesso se serve una serva. Quanti skate hai avuto un paio? Beh, Anna, ti te faccio un buon prezzo. 50 skate come al solito. Ecco. Ma cosa che sei qua? Ah. Ma Maria Vergine balbetto un camino. Ciao. Magari un papagaio, e neanche vivo, e da dove rivio? È una storia lunga. Mio marito che ha fatto un lavoro a un vecchio marinaio. E siccome sto qua non aveva perché? Palanche, perché? E che da il Non mi viene l'ansia? Beh, posso dirti una roba, a Gavizza Ciapana Beazza vada perché adesso mi tocca anche mantenerlo che il papagaio lì. So, ma oltre a farti i sesti per caso parli? Se parla, sì, con chi ne voglia lui però di solito dice il suo nome. Ah, e che nome gaio? E si chiama Loreto. Provo un capito. No! Si chiama Loreto. Ha detto Loreto. Ma io aria che fatica questa femmina. Va bene. E ora adesso che riprovo. Loreto vero? No, ma visto che così non mi capisce niente. Che ho detto il parlaco colpo e lui. Ma te ne darei che st'altra volta che ti viene e papà parlare anche a massa. E poi veramente che la strassa in testa perché tasa.
Ma scherzi tu? Qualche volta è il che canta anche. Sì, è il papagaio che canta adesso, vai Anche massa e mi fa fare che figure, guarda. Perché? Settimana passata se venuto per prete benedire la casa perché presto Pasqua. E lui si era messo a cantare una canzone. Cosa ha avuto che sia? Sarà stato contento o no? Reverendo? Contento, ma sento cosa che canta? No? E proprio lì voleva andare. E prete si è diventato tutto lo sapete, lei la via scorrando la testa con i mani, non le gagnare dalla benedizione. Neanche? Mamma! Ma che figure che avevi fatto con il reverendo? Ti tocca andare a confessarti per colpa di Joseph. Signore Santissimo. Beh, sta attenta Anna. Va bene, lo sentirò un'altra volta. Adesso mi va che vado avanti per vendere un va. Te saluto e se vedemo. Ti saluto carino. Ma Dio santissima, no, anche perché le quelle lì le mie piace, ma le mie stilise. Voglio andare ai contesse a parlare, ma forse è meglio che senta me signor Mario, perché hanno voglia fare il ta con peso del sbrego, ecco. Proprio vigilante, parli potevo i piedi che coerzo, ecco. Lo sapevo che ieri sera assondai in letto tutta agitata e pensando alla questione della decima e ho fatto un sogno, un incubo. Maria, cosa che tu sognato? Ho sognato che era sul campo. E il vostro signor pare e tagliava il frumento col falsetto. E continuava a dire: a voi la mia parte, a voi la mia parte. E dopo, me veniva sempre più vicino, sigando sempre più forte, a voi la mia parte, a voi la mia parte. Mi credevo che volesse coparmi. E dal spavento, Ti ha fatto addosso? mi sono svegliato. Cosa vorrai mai dire sto sogno? Ti ho proprio detto, mamma, è solo un sogno, anche perché che tu mai visto me signor pare lavorare sui campi, sporcarsi le mani, no. Ma sì, infatti, dai mamma, era solo un sogno, non sta più pensare. E invece lo sapevo, ho cattato la signora Anna in piazza l'altro giorno e ora la go ferma. E che go domandate, sai come che sono come che sta sua famiglia, se suo marito ha tanto lavoro. E ciao, te che hai risposto? Sì, ma con una fatica, la gatta ca. Mio marito le pieno di lavoro. E stiamo tutti bene? Sì, vabbè. Cosa credevi tu che a te dicesse? Che va tutto male? No, che discorsi no. Però dal modo con cui mi ha risposto, ho capito che le robe non le gheva mia tanto bene. Peso per loro, cara. Chi se gai testardì a farne causa, senza pensare che gli rimette il buon nome e anche. Ma ascolta qua, che tu domanda come che andrà a finire sta causa? No, possudo, scherzi tu. Vai, la mia casa pianta in asso là in mezzo a piazza davanti a tutti e azienda via tutta in pettia come se avesse mangiato il manico della scuola che aveva in mano. Isabella, cosa veniamo qua? Mica per fame. Ma che se ancora la carne lesa e anche la lingua di manzo di ieri. Anche se anche una teccia di verdure cotte Le verdure penso che le metto a scaldare, ma la carne la si sparia. Non la trovo più.
o la gamba del gatto. È rimasta solo la lingua di manzo. Ma mi non mangio la lingua che si sta dentro la bocca di una bestia. Piuttosto mi fa sadovi. Vedi io, da saggezza della zia Ortensia che si anche a volte da imparare, perché la lingua che si sta in bocca è una bestia, mi la magnaria mia. Ma dove? Chi viene fuori dal culo della gallina? Quello sì, Paola, da bene, capito. Se perché sei tu sorella, ma... Va bene, Paolo, sì, va bene. N'altre mangiamo la lingua de manzo e ti Ortensia. Dove? Ah, mamma, siamo qua che ridemo, ma ascolta qua. Che sia da fidarsi di quel che fa zia Ortensia, mi la vedo sempre peggiorare ogni giorno di più. Oh, mi sono accorta anche a me, ma cosa ha avuto che fa che manda via? La sei pur sempre mia sorella, eh? No, ma non dico via questo, ma magari se riuscissimo a trovare una serva che venga a darghe una mano, ma soprattutto che aghedaga un occhio, chissà cosa che ne combina sta donna. E dove trovo una che voglia venire a lavorare per poco? O per poco niente? Che penserò, vai? Va bene, dai, tanto vado dentro. Sì, vai. Pasqua, che caro che go, se mangia la fugassa, se beve il cocò, se va in cucina, mi vedo l'agneo e dice che a Pasqua se mangia anche quello. Ti capisci la canzoncina? Dei, tiremo su, dai, ma le vedo che mi pare imbalsamare, dai, avanti. Adesso che devo andare dai contesse, non sta a far sesti. Stai quieto, devo. Contessa Monza, vi serve uvi? Ah, contessa Isabella, arriverissimo. Sì, Palma, vai, dammene una dosina, vai. Ecco, va, dico proprio giusti, signora contessa, tutti parea buoni, bei e freschi. Ecco qua, la guarda, 2, 3, 5, e 7, 14, 20, e 9, e femo 3, 4, 12. Ma sì, freschi di giornata. Sicuro, signora contessa, la guarda che de notte le galline dorme? Ma se piccoli, cosa è successo? Sì, che è per colpa dell'umidità. E cosa ha fatto con quel gallo in braccio? Signora contessa, la disgrazia è successa, perché vedi, la deve sapere che stanotte casa mia. Cosa sei a sta confidenza? La me scusa, a Maria Vergola, la me scusa tanto, ma stanotte si vengono i ladri a casa mia e mi ha portato via le megaine ovaroe padovane che faceva tanti uvi. E cosa vorla? E il gaio quando che sega viste portar via può a letto, prima si ha spaura e adesso non vedere tutto avviglio che il parmeso morto. Pa fortuna che nel punaro ago e chechete che era su un'altra gabbia e anche allora fa tanti uvi piccoli, lo so, e so anche che voi duvi di chechetta per fare un uovo di gallina padovana, ma cosa vorla? A me sembra così. Va bene, vai. E ora quanto avuto per gli uvi di chechetta? Beh, signora contessa, a ella che faccia un buon prezzo, 80 schei come al solito. Ma se così piccoli? E il costo come che altri ciò? Signora contessa, duvi, anche se piccoli, sempre duvi se. Ma se te che pena detto che per fare un uovo di gallina padovana che voi dovi di checchetta? Va bene, vai. Si massa furbati. Ma ecco qua, i tuoi 80 schei. Grazie, giusti, signora contessa, grazie. Ah, signora contessa, ho saputo una roba. E Giovanni Battista Bressan, quello che è il nepoto del notaro che fa scrivere in comune là, e il ga una carta importante che lo farà vincere contro voi altre contesse Monza.
E ti come hai fatto a saperlo? Signora contessa, avendo vivo in giro per case e ora na ciacco e a de chi, na paccio e a dei, na confidenza de su e na paroia de so, Va ben. E ora ti informi te. Sì, beh, per carità. E dopo ti vieni a riferirmi che ti pago, Signora contessa, la vara che mi ascolti pettegoessi, ma non faccio mia spia saia, perché mi sono una persona tutta di un to. Di un... cosa che hai detto che a me paga? No, dov'è? Sicuro che ti pago. Una moneta d'argento ti va a ben. Sicuro, signora contessa, la me va bene. E ora veniamo presto. La saluto e la riverisco e la saluto. Contessina Paola, riverisco. Ti riverisco anche a me, signora Anna. Vado perché sono di fretta. No, ma amica, avevo proprio intenzione di venire a trovarti per parlare della certa questione che ne riguarda. Beh, potremmo farlo anche qua, no? Tanto che vorrà 2 minuti. Ah, no, non credo proprio che basta 2 minuti. Sì, beh, perché per come che te balbetti sempre ti, che vuoi mezz'ora ogni parola? Mi volevo spiegarti bene che la questione della decima. Di cosa? Aspetta, beh, penso di non aver capito tanto bene. Cosa sei che te vuoi ti spiegarmi? La questione che tuo marito che impianta su con noi altre contesse Monza. No, beh, guarda, no, non che sei proprio aria per te, non che sei proprio niente che te che da spiegare a noi altre contesse Monza, seto? No. Ben, speravo proprio che avessi il buon senso di ascoltarmi, visto che fra donne è esempi facili capirsi. E mieti da piccolette andavano anche d'accordo, giocavano sempre insieme a saltamusa e ciu puoi nascondere, ti ricordi tu? Sì, purtroppo mi ricordo, ma adesso non si più una questione di buon senso e dei giochi di una volta. Adesso è una questione dei titoli. Cosa intendi tu titoli? Ma bisogna proprio spiegarti tutto, E ora, ti faccio semplice. Me mamma, me sorelle, siamo contesse. E ti, tuo marito e tutta tua famiglia, assessore di pori pitocchi che pensa di farne passare noi altre per bauche. Guarda, sento che anche se non siamo nati nel vaso come ti, noi altri Bressan, siamo gente per bene, gente onesta e non dovevamo niente a nessuno. Se è proprio vero, certe donne legano la lingua come la forbese o la taia o la spuncia. Beh, cosa succede qua? Ma niente, zero sudro spiegare a signora Anna che non si può darne dosso a noi altre contesse Monza e poi qua in piazza davanti a tutti. Anche a me sono una contessa Monza. Io sapevo che te sei una contessa di Ortensia, ma non te sei Monza, dai tasi. Ma sto in casa Monza. Va bene. Va bene, Ortensia, sì, ma adesso tasi. E ti, Paola, cosa intendi col darne dosso? Beh, chi Bressan, noi puoi farne causa. Se tardi ormai. La questione se sei male avvocato. Se fossi voi altre, cercaria di arrangiarmi. In fin dei conti, non avevi studiato in collegio? Dovresti sapere come sgramenarvi fuori senza dover chiamare l'avvocato. Sì, abbiamo studiato in collegio, ma abbiamo imparato a fare l'inchino, a dire rosario, ma non sapevamo niente di legge. Mi savaria come liberarvi di Bressan. E come? Potresti rompere il contratto e mandarli via a San Martin. Non sarebbe anche una bella idea. Ma siamo ormai a Pasqua e San Martino è distante da scherzo.
Cecilia, vieni qua che ti senti anche a te. Sento che la signora Anna la mega ferma in piazza davanti a tutti per parlarmi della questione che suo marito è già impianta su con noi altre contesse Monza. Vengo ben sentire, Credo da bene. preoccuparti. Adesso che penso Cara Anna, lo sapevi vero che voi altri Bressan? Ma si so io, gente di campagna, ignoranti e anche senza buone maniere. Se sarà bravi, Monza sarà bravi. Guarda, come te parli sempre? A posto presto di darti un stramiso. Madonna me cava dai mani. Oh, che parlare con tessa, sta attenta sento a sbeccar massa, perché mia nonna diceva sempre che la piegora che sbecca la perde il boccone. Guarda, non sta per metterti di taccar briga con me, perché sai tu ogni cosa che faccio? A te schissa come un peaccia. Che credito forse di farmi paura? Ah, beh, te trova qui. Sento cosa che ho da dirti, che ti si stati una bella educazione, che ti si stati su grande, grossa e anche vilana. Ah, beh, villana che stanca, ma grossa a me? Ma proprio no. Neanche grossa, non che sta a mia sorella, che è una contessa. Oh, basta, finila tutte quante. Basta. Vado via, ma non finisse mia qua. Io dirò a me Mario, vedremo se avrà ancora il coraggio di alzare tanto la cresta. Sì, è meglio che te vai via, che non ti impissi fuori per niente. Saluto, va. No, cara, guarda, prova soltanto a tornare qua in Rio e a ripresentarti qua a parlare della questione della decima. Meglio che te curi e te mi aiuti anche a tua nonna, visto che te che tanto nominato. Guarda che non ho niente da nascondere a nessuno, setto. Sta attenta. Beh, guarda che con mi setto l'ombrea dalla parte del manico, che non te parli massa. Perché avrai tu farmi paura con che l'ombrelletta lì. Guarda che ti setto. Te ne frega te con quello, vai. Comunque, cara mia, mi già rogno qua con buona intenzione, ma adesso le robe le cambia, se cambia, sei dov'è? Ah, che aiutiamo anche ne altri, cara signora Anna. Oh, ma che sfrontata che l'hanno lì! Certo, che cosa dice che è una popoiana? Si dice proprio tutto. Brava, si dice proprio tutto. Ah, guarda, bisogna che gli parliamo all'avvocato, che tenga conto di quel che si è appena successo. Ti vedrà che penserai a fargli a pagare. Ma non sei miei bersaglio che da pagare a decima? Ma sì, non sta per insemia, dai. Certo che sei loro che da pagare a decima, ma se per dire che un comportamento così, non ga scuse. Quea, la sera venuto per parlarmi e per farmi capire se potevo mai cambiare idea perché ga magna foglia che ne vinse mia causa, ma raga mia che tapampa i suoi denti. E certo cosa che vi dico? Che andiamo anche a casa perché mi sa che passava voglia di andare in giro per la piazza. Sì, Va. Che abbiamo sempre ragione noi altre, contesse Monza. Devo trovare la... Contessa Ortensia, amica variati. No, contessa Ortensia, beh, ma sei veramente similia che io. Contessa Ortensia! La riverisso. La staga attenta. Ho saputo che le contesse Paola e Cecilia le gabaruffa qua Anna, ma è vero? Oh, cara da Dio, te sapessi, le sega spintona e per poco non le cascava per terra. Maria Santa. Mi volevo aiutarge, ma te sei... Le mie gambe non le me ascolta più, le si diventa sorde come le merecce e le si diventa anche dure. No, sta qui non sai che manca un boglio, mi dispiace che sei una contessa, non che manca a me un boglio, non si sta neanche messa impignata che è lì.
l'aspetta che magari mi sugo a lagrima perché la me fa tanta pecca contessa Ortensia, mi dispiace tanto. Sì, però la mi dica un attimo, ma l'Anna non che se mi andare su aiutarla? Poarina. L'Anna? Chi sia l'Anna? No, non credo proprio. Vabbè, ma io la staga attenta come andrai a finire sta questione della decima. Ma l'andrà a finire perché noi vinceremo, contesse, Monza, noi. Ah, ma si assicura che avevi ragione voi altre? Ragione? No, credo proprio di no. Beh, ma ora per cosa continui a rognare? A me scusa, Saia. Ma perché noi altre, cara da Dio, noi altre siamo nobili, noi altre siamo le contesse Monza. E invece i Bressan, i se dei villani, cioè dei contadini, insomma, per capirsi. Vabbè, contessa Ortensia, vabbè, la riverisso, la saluto a riverisso e va via perché qua non incavo un ragno del buso da Piaipa. Oh, cara da Dio, ti saluto anche a me. Ma chi genere, che donna lì. Una curiosa. Anna, te sapessi cosa studio a fare? Ma te la mesa fate poesie primavera. Guarda, lo zero del mio marito che schischita. Beh, sì, è vero, Maria Verga. Beh, va Anna, posso dire una roba? Se mica avesse tre mani, lo sei, ho detto Maria, non ti dico neanche cosa che faria. No, non si parlare, Lo so, mi cosa che devi farmi siti allo zero del mio marito. Perché capissi tutte le penne. Vabbè. Bara, beh, perché mi sa venuto qua perché avevo venderti uvi. Sa stare, va. Che dopo quello che si è successo, mi già sa quella voglia di fare cose, ma dopo quello che si è successo in piazza mi si è anche a passare la voglia. Dopo cosa, Anna? Cosa che è successo? Ma dopo la baruffa con le contessine Paola e Cecilia. Ma Gavio baruffa. Baruffa. Altro che se che avevo baruffa, per poco non le pignatate de botte tutte dopo. Non te scherzare mia, vero? No. Anche a darte botte le voleva. E nessuno che ha mosso un deo per aiutarmi, ma me ricordo mi ste robe in età qua alla reccia. Mi dispiace, setto Anna, perché vale, se che sei mi si sento che sarebbe venuto aiutarti. Vale, anche che avrebbe tratto dosso il sesto pien de uvi. Così, oltre ad avere la spuzza sotto il naso, le avrebbe saputo spuzza da freschini. E ben che sarebbe stato. Sì, ma Anna, ma ora adesso come andrai a finire la questione della decima? Ma guarda, sono un po' preoccupata. Perché pare che le contesse le abbiano una avvocato importante che le difenderà. Sì, è vero, Anna. Lei è un avvocato importante. Ma va che non le mia, bravo! Le bonda niente. E posta attenta. Tu Mario Giovanni Battista, non la mia le carte che ho farà vincere contro le Monza. Sì, ma che se certe questioni con i nobili per noi altri contadini le va sempre finire male. Questi tempi po', se siamo fortunati come un cancesa. Sì, va bene Anna, ma sta attenta, non puoi mica piovere per sempre, e poi dei, tirate su, che te vedrai che le robe andrà a finire bene, me lo sento, anche perché, cara mia, tuo Mario Giovanni Battista, lei è un uomo intelligente e anche istruito, e te vedrai che saprà ben lui come fare per difendersi. Bene, sento che te me anche ti tira sul murare. Sa ne so io che mi do se lo passo che magari mona anche le coco. Anna, agino proprio qua di quei buoni freschi, ma che ho tolti su stamattina. Isede che cheta, però ise buoni perché ise sempre ovi e ma questo non
perché le vedo poco. Sarà più di settimana passata, proprio i garini e bene, poi va bene, chi lì vai a... Ecco. Ma dov'è che volta col gallo in braccio? Tu sapessi, Anna, stanotte se venuto i ladri a casa mia e mi ha portato via tutte le bebè, gaini, ovarò e padovane. E il gaio, poveretto, col sera viste portar via lui, che gli voleva tanto bene, che correva drio, non so perché, ma che correva drio, tanto caro. E la povera in che condizione che il mese arriva, il parmeso morto in balsa mano, non capisco più cosa fare. E ora ecco, adesso voi io vi dei gaine che chete. Mi dispiace, ma i ladri li gai ciapano? No, gli ancora, ma mi penso di sapere dove che si andrà a finire chi che è il ladro. Anche perché sento, mi le riconosco le gaine, quando che volano il punaro che le diciamo tutte per nome e loro corre subito da me. E così domani mi vedrai un posto che conosco e te vedrai che è cato. Beh, chissà che te trovi, dai. Sì. No, quanti scheghi ho bevuto paiovi? Beh, Anna, un buon prezzo per te. 50 scheghi. Ecco qua. Grazie, Anna, grazie. Beh, sta attenta. Oh, Maria Verga. Beh, ma non è mia possibile che ogni volta già posti spaurarsi qua, Sì, e tu di così, ma sento che mi fa anche paura perché è proprio un uomo che parla. Sì, vabbè, Anna, però anche altri. Che abbiamo che insegnare a dire, ma qua, ma casa tua. Se sta Mario, ho capito che ti dica. Beh, va bene, sta attenta. Mi se fosse in ti setto, mi informaria per fare una rostin de papagaio. Intanto da essere duro il pappagallo da mangiare, metti sul fuoco e poi estraeo lì che ne No, non puoi estraere, no, metti che si sveglia e si scatta fuori prima o dopo. Ti saluto, Anna, ti saluto se vediamo. Tanto sapere, no? Cosa che il Sedrio combinare che il Giovanni Battista lì? Stamattina l'ho visto passare qua davanti tutto in pompa e fischiando. E vorrà farti credere che non ha nessuna preoccupazione, no? Può darsi, sì. Mica una preoccupazione. Che preoccupazione ghetto ti cara, dici qua, te mangi, te bevi, è tutto per niente. Mi domando perché non mi sono mai sposata. Per forza, te mandavi via tutti i tuoi spasimanti? Vorrei averti visto te, se te andavi via con uno talmente basso che mi arrivava a malapena, dove sei io? Alla vita. Oppure un altro col naso grosso e rosso come un peperon e sempre con la giossa sotto il naso. Oppure un altro talmente grande, grosso che per farlo entrare in casa mi toccava slargare le porte. Oppure, le de parfum della Stollò, 3 vacche in toro, ma che spusa! Forse no, Ma vai a, zia Ortensia, a tesari ti dove vai? Neanche ascolta che cosa dire. Secondo me sarei che faceva difficile. E adesso, raga, ma anni. E tutti quei che faceva a corte. E sa tutti bei che marida, vai a. Ho saputo che te dico. Sì. Oh, eccola. Lavinia. Beh, ma io sono tornata solamente per dirvi che a mio marito non interessa a sapere come andrà a finire questa storia di questa 10ª di questi Bressan. Aspetta, cosa vorresti tu dire, cara? Che noi
non abbiamo bisogno di ricevere soldi perché ne abbiamo già tanti. Beata te. Ma ascolta qua, come mai che non ti parli più il dietto? Mia cara, il dialetto è volgare e io sono una signora. Noi altri ora cosa sei che siamo? Solo dei poveri pitocche. Pito che? No, io parlo solamente per me. Vabbè, va, ho capito. Te fermi tu qua a dormire o non te degni? No, e me ne vado subito a casa, perché qui comunque non sono più gradita. Ma va, curi va a casa e parla come che te mangi, va. Guarda come fa venire le fumane che a femmina va. Porta pazienza, cosa hai avuto? Da quando che si va a maritare con lui? Altro che spuzza sotto il naso. Ma vai, dai. Torniamo ai nostri discorsi. Dimmi dai. Ma non resteria mia nessun da mandare in casa del Bressan a vedere di scoprire qualcosa di più, Sì, dai. Ti ho sempre cattichi. La palma no. Che qua questione dei uvi non va di casa in casa. Potremmo domandargli a ella? Giusto! È ora che domandiamo a Palma. Demo Demo. domandargli. Demo. Chissà che le dica qualcosa di più, che scopriremo. Anna, posso venire avanti? Sì, via, avanti, contami un po' che novità, dai. No, sarò solo venuta a salutarti. Ciao Loretto! Oh, lo. No, Loretto, ciao. Vabbè. Anche un disegnetto. No, guarda, prima faceva sessi strani, ma neanche una parola. Beh. E se sente il tempo. Vabbè, non importa, lo sentirò un'altra volta. Anna, mi sono venuta qua perché vuoi dirti che ho saputo che le Coco Comosa le ha detto al suo avvocato che ora che segue a causa di Adecima di fargli una proposta a tuo marito. Una proposta? Che tipo di proposta? Non so, magari un compromesso, perché cara mia, credo proprio che ne sia mia sicura di vincere a causa, setto. Un compromesso? Mi non mi fido mia di quella, setto, ma imparerò come se il signor Mario vedrà lui cosa fare. Va bene, dai, sono venuta a salutarti e adesso vado a casa anche se... Aspetta, te offro qualcosa. Ecco, grazie Anna Vara, non voglio fare a maleducata, ma buona perché forse andarci a coare per casa perché te vendi uvita, sito sempre. Non te puoi e te costringe a parlare, no? Beh, sta attenta, guarda, bevali un bel giusto di acqua fresca che ha tutta la bocca impastata. Acqua? Bauca, l'acqua, ma sì, pai. Sta qua che mi va in cane, va a tolte un bicchiere di quello. Ma mi sei veramente da una vita che non bevo neanche una scianta di via, quando che io bevo, Maria Santa. Intanto. Ma guardati. Oh, interessante. Bene, ecco. Adesso con cosa arrivi? Guarda, il gai è un colore un po' da pimpinea, però le buon setto. Ecco. Beh, mi bastava acqua. No. Beh, ma se puoi soltare acqua. Ma l'acqua è per resuscitare i morti, sto qua. Ribevo anche a me perché le proprio bollo fanno nella gioia. Se è forte. L'acqua forte. Cioè, dimmi, che tu trovare le galline? Trovai, son da anche il posto che te ho detto. Ma è il ladro, e le aveva venduto quasi tutte, e le aveva venduto al marcà, perché aveva da ciappare un pochi di skate, perché è un poro can. Pensa che ha da mantenere 5 fiori, una moglie e anche la suocera. Anche la sua suocera? È proprio un po' roccato. Sì, mi sono rivala, no? E come provai a chiamare le gaine? Ciao, ma mi si rappresenta solo che a Bianchina, e ora... Cosa ho avuto? Hai la guasaia? Perché a me l'ha fatto peccare? Peccare? Sì, poveretta, perché cosa ho avuto? Se mia avesse portato a casa, la segavaria sentia soia soetta?
Vai, anche la Gaveria ha fatto festa da sola col gallo tutto parlare. Questo gaio chi? Ma, e proprio areta. La Gaveria mi sa anche a piangere. Gavine piange. Ma papà, forse è meglio che papà. Ma sicuro che piange! Ma ti detto mai sentito parlare del latte delle galline? Sì, e anche degli uovi delle vacche. Mi conosco il brodo delle gallina, ma non il latte. Anna, ascoltami me. Quando che le galline piange ne fa lacrime del latte, Mamma Maria Vergine. Forse dovevo darti l'acqua davvero. Beh, adesso Anna ti saluto. Sì, che va a casa, perché vendo rubini non me la voglia. Va piano e va dritta a casa se non sta fermata. Ma Anna, ma non posso stare dritta, devo anche a girare un certo colpo. I mega porta un masso dei fiori proprio per me. Guarda che bei. Guarda che bei. Ma chi sei che ti manda? Me li manda un innamorato. Se è proprio vero che l'amore sia arbo. Ma non è un nome sto innamorato, ciao, noi altri lo conoscevo. No, credo proprio di no. E poi non mi dico niente. Ah, a proposito, non si sa mica come sta la Elena, se da un toco che non la vedo. Ah beh, certo. Adesso ti cambi discorso, vero? Perché te che paura che te facemo massa domande. Sì, te lo capio. Comunque, a proposito di Elena, ho saputo che il dottore che ha ordinato di stare a letto a riposo. Oh, ma perché? Sembra che abbia spesso mal di testa. E come mai? Non lo so solo che suo marito si diventa un fiageoso. Geloso? Sì, altro che un tanto geloso. Oh, poveretta, non ci sapevo niente. Beh, se sta mio marito contarmi, perché sapevi che mio marito e il marito di Elena e amici, così ho saputo che tra marito e moglie a noi si parla, si tiene il muso e si sempre corni in croce. Oh, poveretta, però dovevo proprio andare a trovarlo. Sì, dai, appena che sarà finita sta storia che abbiamo di Bressan, andiamo di sicuro? Ma potevo andare anche prima, però, magari qualcosa delle carte che ha in casa, Giusto. E ora andiamo presto, andiamo subito, quasi. E se suo marito ne fa sesti? Potremmo tenere testa, no? Se fa qualche brutto tiro. Mi savaria cosa fare? Savaria, vabbè. Niente, domani andremo a catarla. Cosa dici io? Guarda, Suo marito dell'Elena che mandasse Castaldo a portare una valisa, la lettera e dammi qua. Sei la giornata delle sorprese in cui fiori, lettere. Vediamo qua cosa che c'è scritto. Dai, dammi qua che ti sei messa a orba, cosa ho voluto vedere? E dice che non va più d'accordo con la Elena e che vuoi che torni a casa nostra! signore, Ma Seo diventa matto, Fin adesso ciao, è lagato parà. E adesso non la vuoi più? Mi tocca tornare un avvocato. No, aspetta. Bara che de sto passo, se va in causa con tutti se c'è un altro avvocato e dopo mi tocca anche pagarlo, No, Bara, ascoltami, se meglio che parliamo a Elena prima, vai, Ma s'accomodo cara mandarla a casa in sta maniera qua.
domani sì che va un avvocato e che stiamo vedere noi altri chi che sei. Le contesse Monza. Non siamo mia de pesse da pie. Sì, ho capito, ma prima di Tore è un altro avvocato. Non sarebbe mia meglio provare a parlare col marito di Elena e farlo convinto che si ritoga. So, ma vollo pai anche. Non vorrei mai, che venisse qua a battere cassa perché fin adesso il ga mantenuta Elena. E adesso vuoi essere rimborsato? Ah beh, no, e ora in sto caso bisogna proprio che tu hai l'avvocato, giusto? Vabbè. Sono sicura che l'Elena che vuoi ancora tanto bene. Beh, va bene. Ciao, guardiamo a Vaisa. Ah sì, magari che Vaisa. carte che Magari che sei carte qua, ciò ma la pesa poco, però è vero. E dentro anche se solo una sottoveste, un par di mutande e un vestito vecchio di Elena. Ma qua la carte hanno che ne mia Se è vero, dai, che guardo mi. Se è vero, qua è carte non ghinè. Mamma, butto vedere che leghiamo ancora a casa nostra. Bisogna che guardiamo dentro qualche cassetto o in mezzo qualche libro in biblioteca? No, dai, prova a guardare. Passamine uno che controlla un cammino. Ma non che se niente. qua nei cassetti, ma non che se niente, ma come facevano gli altri a provare che avevo diritto a fare a decima dai Bressan? Che sarà pure una cagata trovare una carta, niente, ma che sarà una carta in mezzo a sti libri? Signora. Poi diceva una volta che carta canta villan dorme. Ma se a carta non la tiremo fuori a figura dei villan, facciamo ogni altra. E anche da qui che dorme, Oh Maria Signore. Magari lega il nostro avvocato. Tempo fa che si sta da tanti documenti, C'era contratti, atti di proprietà, testamenti. Ma ora domandiamo dall'avvocato e facciamo tirare fuori queste carte, no? Ma guarda cara che bisogna starla a poco, Perché sennò qui io ne fa pagare anche i minuti che facciamo perdere. E il dà una fame de poi anche quello. Beh, l'avvocato una volta che aveva una simpatia per me e te credo, con tutta sta grazia di Dio, magari potrei farlo convinto a non farne pagare niente. Cosa intenderesti con questo? Beh, devi sapere che mi faceva la corte e mi ero innamorata, che avevo 16 anni, mi pareva bello, intelligente perché studiava da avvocato. Dopo però avevo capito che non era proprio per niente intelligente, che ha messo un sacco di anni a diventare avvocato e anno dopo anno la cotta mi si è anche passata. Però se ha ancora dell'interesse per me e non vedo perché no, potrei farlo convinto a non domandarne schei. Guarda cara, che adesso lei è sposata e lei diventa così brutto come l'ano da fame e va via, per fin tutto gobo. Beh, sento, non mia da piacerme, Te dici che lei diventa anche gobbo? Gobbo? Allora, ho visto mi? Lei è talmente gobbo che ti fa prima a saltarlo via che fare il giro torno e in più e ha mangiato tanti di quei poasti che ha messo su una panza, guarda, e mi fa fanno guardarlo. Guaretto, e mi fa anche peccato, ciò del resto, non tutti invece ben come me. Sempre vecchiate, sì. Vabbè, va. Adesso andiamo a cena, va. Se mia sorella si sta buona a mettere su qualcosa per il fuoco. Visto che sono venuta a preparare la tolla, sono un piatto per la contessina Elena. Ma no, che sei mia qua la contessina Elena. Oh sì, che la sei fuori dalla porta. Ma zio Ortesia, ma se sei mezz'ora che siamo devo dire povera Elena, devo catarla Elena, quando, chi, ma... E cosa aspettavi tu
dirne case fuori dalla porta. Ma mi volevo dirmelo, ma non mica vi la sa parlare? Ma ti senti che te parli tante volte per niente, mi pare a me. Oh, Maria Signore. Oh, ma sta donna. Oh, eccola. Elena, e chi te giri qua fuori, andiamo. Oh, beh, certo che se a mamma non si decide, torna serva. Qua quasi Ortensia. Oh, siamo proprio messi a posto. Corretto. Ciao. Oh mamma, ho tanto bisogno del vostro affetto perché sono proprio disperata. Ah, Elena, sta tranquilla, Vara, che qua non ti manda via nessuno. Ti sai che sei sempre a casa tua questa, no? Sì, vai a. Ti Paola, porta su di sorella Vaisa, detto sorella, vai a. Perché mi? Beh, va bene che ti sei nata nel bombaso, ma sei solo per fare un piacere a tua sorella, e poi non pesa niente. Ma tutta sta roba. Ascolti, Elena, riposati un pochetto, vai, e dopo ti vieni su che se fai ora di cena, Va bene, grazie mamma, grazie. Ciao. Adesso che siamo da soli mieti, mio disito, se te poi per cosa tieto Mario gavi litiga. Cosa ha avuto? Le diventa geloso anche di assombra. Come sai a dire? Cosa sarebbe a dire? Non ha scoperto che l'ultima volta che sono venuto a casa mi aveva accompagnato il dottore. E lui sa che hai sospettio e ha pensato che io tradivo. E quando che mi viene il mal di testa forte, ma così forte, che bisogna che chiama il dottore. Lui fa il diavolo a 4. Ciao, ma come sei sto dottore? E il dottore Alebeo è giovane. Intendevo dire, sei bravo. Sì, E dopo? e dopo. Ogni volta che chiamavo il dottore a visitarmi, mio marito veniva in camera a controllare cosa che faceva e se mi tastava il polso per sentire le pulsazioni. Mio marito il faceva una faccia vedendo il dottore così vicino a me che andava fuori sbattendo a porta. Dai, te vuoi dirmi che per così poco sei in gelosia? E il mega tasta tante volte e il polso, il dottore. Ho capito. E dopo? E dopo, un'altra volta ho chiamato il dottore perché aveva palpitazione al cuore e a tosse. E ora? E ora lui mi ha messo una mano sul petto per sentire quanto forte che mi batteva il cuore e dopo il megadito la si spoglia. Ma te sei spoglia tutta? Ma no, che a volte no. Come che volta no? No. E mi goccava su io a camisa e lui mi ha messo una mano sulla schiena e mi ha detto tossisca una volta, tossisca 2 volte, tossisca 3 volte. E a fine il mi ha detto cara signora la tosse. È proprio un genio sto dottore, E dopo mi stavo rimettendo su a camisa, non si arriva dentro mio marito in camera, che il megadana brutta o c'ha, e lei da fuori sbattendo a porta 2 volte. Ciò, tuo marito non ha capito che il dottore ti stava solo che visitando. E mi go provare a spiegargli la situazione, ma lui mi ha fatto una sfuriata. Vabbè, e dopo? E dopo, un'altra volta ho chiamato il dottore, no, perché avevo mal di gola e ora io mi ha contratto in bocca, no. E mio marito, come sempre, è venuto dentro in camera, non ha creduto che il dottore mi stesse basando. E lei da fuori, sbattendo a porta con 3 bei botte fisse. Ciò, bisogna che ti ha domande questa. Ma tipo ogni piccola magagna chiamavi tu il dottore? Cosa ha avuto? E lei è così bello, è giovane. E poi mio marito va sempre a Padova e mi lascia sempre a casa da sola. Va bene, ho capito. Ascoltami, che sono la quarta e ultima dei fiori, ma più intelligente. Sì. Te do 2 soluzioni perché le robe tra te e tuo marito le torni a andare bene. Sì. O che non te ha mai più, ma sì. mi sa che... O che te cambi dottore e magari ti cerchi uno di manco beo e manco giovane, setto. Ti credi che sia facile? Ti puoi fare una roba del genere? Ma credo proprio che te hai ragione. Ascoltami, dai che ti accompagno in camera. Non so, vai già.
Proprio vergogna, non mi so neanche a netà. Sono piena, sono stata nel tunaro tutta la mattina. Oh sì. Beh, non importa, fa niente. Contesse, Monza, Megavio mandà a chiamare. Oh, contessa Isabella, la riverisso. Sì, Palma, sì. Che tu qualche buona notizia per noi altre? Sì, signora contessa, allora sta attenta. Sono sta a casa sua di Assioranna e ho visto che la Gala ha messo da una parte un bauletto con delle carte importanti. Se che lei ci va. Bisognerà che andiamo noi altri a vedere nel bauletto con che hai caduto a Palma. Ma cosa ti sei messa in testa? Non sta a spiegare che ti sente, no? No, ma varati, non ho sentito niente che parla qualcuno. Sì, vabbè, beh, insomma, signora contessa, adesso che dico un'altra roba. Ho saputo, perché sa che non è casa a informarmi, che la signora la sei un po' spaventata perché non sei mia sicura che a causa possa andare bene. La sei tanto preoccupata. E ora così sai la cosa che ha fatto suo marito? Pare che suo marito si era tolto un altro avvocato, un secondo avvocato, così adesso il Ghinadù. E lo sapevamo tutti che è meglio di uno. Beh sì. Te ne pari contenta, ciò, nel dire che il Bressan ha due avvocati, Ma che tiento per lui? No, signora contessa, io non capisco mai. No, io non che tengo a nessuno. E mica conto solo che ho saputo in giro. Ecco. Vabbè. Chissà che sti Bressan impara una volta per tutte che non conviene mettersi contro noi altre, contesse Monza. Va bene, Palma. Arrivederci, vai. No, signora contessa, mi scusa, sai a tanto. Arrivederci. Veramente, la mia moneta d'argento... Guarda che l'informazione che te mi hai portato non vale una moneta d'argento, cara. Torna con qualcosa di più sicuro e dopo te pagherò. Brutta taccagna che non ha altro. Va bene, signora contessa, va bene, se tegna pure a sua moneta d'argento. Ma ora mica domando, non sai che per caso che serve una serva? Perché sai, mica variamo fio a pulcheria che devo cercare lavoro e a vignaria qua volentieri a servizio da voi altre. Magari anche per poco? Quasi poco però, poarina. Per poco niente. Beh, anche no. Ma che hai esperienza? Sicuro, signora contessa, se 3 anni che cerca lavoro. Che massa, anche manca di altra mettosa. Va bene, va. Dica che passa domattina. Grazie, signora contessa, la riverisso e la ringrazio. La ringrazio e la riverisso. La saluto. Fare esperienza che hai qua. Beh, non si mangia mia stasera, mica per fame. Va bene, Ortensia, andiamo in cucina a preparare a cena, vai. Dovevamo proprio tornare una serva, La Fiore a Palma, all'andarà proprio bene. Oh, in tutte si fa tutto. Bisogna che qualcheduno di noi altre vada a cercare in casa Bressan, a guardare dentro quel bauletto, quello che è caduto a Palma, dove che Giovanni Battista tiene tutte le carte importanti, no? A te fai presto ti dire che bisogna trovare qualche Chissà che potevo mandare a rubare. Vabbè, de notte posso andare su che mi. Però bisogna che qualcheduno venga, al manco per farmi ciaro, no? Te me che domanderei a Elena. Va bene, la puoi quali venire io domando? con te. Sì, ma Elena però, non te lo sai che è una paurosa quea. Credimi che per una buona causa è il coraggio. Eccola qua. Ti vedrai che per una buona causa è il coraggio che viene. Dite che ti si deve pestarmi a corpo. Te vien comi e te fai da palo. Capio? Te tendi che non arriva nessuno. E te che non te credi di star lì senza far niente? Ti te vien a farmi ciaro. Ma la Palma, non ha detto che il bauletto già rinciava. Proveremo a verserlo, che problemi che sei? Adesso ti si anche buona a scassinare serradure. E vara, cara mia, che prima
bisogna riuscire ad andare dentro casa. Ma che problemi che sei? I Bressanno in ciava mai a porta, perché qui a parte non aver niente da rubare, e si fida anche della gente. E in più, lo sa di chi il can? Fido, quello che le vecchie fanno Matusalemme e me conosce da quando che son piccola così, non me sbaglia, no? Ma se meglio che andiamo subito però, perché più aspettiamo, pie gambe me trema e me fa Giacomo. Va bene, come sul fare da uncinetto, che magari con quello... Aspetta, approvo. ma mica tor sulla lanterna. Va bene, ora torno su me l'uncinetto, domandargli una roba che hai, siccome domandargli, non so. Dai, pissemo, in pissa. Ste tente. Bon, ferma qua. Ti Elena sta ferma lì? Tendi che non arriva nessuno però, fai il tuo dovere. Sì, ma ti fa presto che ho paura. Ma siete diventata paurosa anche te? No, ma adesso mi abitua a fare ladra, mi setto. E perché mi si sono abituata a fare ladra? Guarda che occorre rubare, si diventa anche ladri. Fido, so contessina Paola. Non sta sbagliando, casi. Ah, fido, sommi. La Elena, la sorella della contessa Paola, non sta a sbagliare, no. Fido. Sono Cecilia, le contesse se mie sorelle, mi raccomando, non sto a sbagliare. Oh, Mamma, che peso che ha. Provo a verserlo, Mamma mia. E non so darsi mia. Paola, ma te continui a ingannare per un sacco di rumore. Non sia meglio che ottoimo su che versiamo casa. Brava! Parla volta che è venuta una buona idea. Mamma mia. Nevega, Attento, devi sì, perché non le vedo mica se si tirano da fondo, ma... Sì, dai, te posso tirare un più da vicino. Ma che pesa? No! Paola, date una mossa, che si accorge che se vado dentro casa qua va a finire male! Casi! Chi sei che non parlasse? E la Elena dove sei? Si sa scappare! Non vedo l'ora che venga domani, perché domani sarà una bella sorpresa per le contesse, sono così agitata che mi imbalgo. E ora sta quieta. Aspetta che mi sento che c'ha Ma cosa ha voluto dirle che vi saremo gli altri ora? Credo proprio di sì. Qualcosa. Mio marito ha un documento dove che Conte non sa che aveva concesso i campi a livello perpetuo senza pretendere il pagamento della decima. No! Ah beh, ora sì che vi si vogliano. Ma te sei mia che stanotte anche tentato di rubare il bauletto, ma sapevamo chi può essere stato a rubare il bauletto? Il cane. Il bauletto? Ah, il bauletto, ti vedo, sì. Mi spiniso un cammino. No, ma ascolta, credo di sapere in cammini che si sta. Camilli, immagino chi che si stava aspettando. Istiani, mio marito si è fatto dare dal Gastaldo di Caramonza una ricevuta dove c'è scritto che abbiamo sempre pagare la decima anche se non avevi da dargli. No, non mi ha capito Anna, perché se fa anche fatica a capire che donna è. Ma ascolta, no, aspetta un attimo, allora, butto dirne che le coppe comose, le gaccia pa, i schedi a decima senza vergine diritto. Proprio?
Ah, per carità! E adesso mio marito col documento del conte e la ricevuta del cristallo e se fa dare in via tutti i schedi dai contesse. Che bello, Anna! E ora che davvero che pensa? E ora visto che è vero che chi ride ben, ride ultimo! Ah, con proprio Ride ultimo. Lo sa anche. a dire la verità, l'ho appena detto me. Tarsi! Una volta tanto. Ciao Anna, ben, aspetta che ti dico, pensate che le cocco con Monza, le gavea venire qua a casa tua per seccare una carta che le gavaria fatte vincere mia causa dea decima. Mami, alla contessa, non che mi ha detto che le carte più importanti tuo marito le teneva in un posto segreto. E adesso lega proprio perso e la che sta bene. Cattiva, ma cosa esistono da dirgli alle contesse dove che Mario le carte? Ma Anna, ti dirò, la contessa Isabella, la mega aveva promesso una moneta d'argento se che dicevo una buona informazione. Ma va che si furba mi che ho detto solo invece una mesa verità. Ah, sto furba. Sì, paciolosa, guarda, ti si fortuna che le robe se andati finire ben per noi altri, perché se no qua dentro Tino te mettevi Perché? Ma Anna, ma dai che mio avevo fatto a fin de ben e infatti visto che azienda ben. Anna. Sì, corva, paciolosa. Sarà oggi stanotte. A testa che mi scioppa, mamma mia. Ma neanche Guarda Nibis che faccia che go, la faccia da strega. Fioe, non mi posso più. Beh, cosa fai tutte quante qua? Mica ho fatto colazione, voglio che mi prepara qualcosa. Senza che faccia il segno della croce stamattina. Parlare del mangiare mi viene affanno, per carità, Mi avevo solo bisogno di un impacco sulla testa. La coercizione dagli al gatto. Oh, cara da Dio, è il gatto che sa mangiare quello che sei rimasto della lingua della bestia di marzo. Mi sono fatta pane e latte. Guarda che dopo, quando andemo dall'avvocato, bisognerà presentarsi a testa alta e far credere che la causa vinta o persa non ne tocca più di tanto. Beh, siamo contesse noi altre, Attenta, ora se meglio che va a mangiare qualcosa, vai a, prima che mi venga Orbarone nel suo studio. Fuori dalla porta che sei un uomo e sembra il marito della Elena. Lo faccio venire dentro? Ma neanche per sogno. Che hai udito cosa che il boe? No, a me non mi ha detto niente. Mamma che se fidemo. Ma dai, va fuori a me, non mi farà niente di male. Ciao maestro, che hai bisogno? Ciao, mi metto dietro la porta che ora ascolto. Scusa Paola, non te l'aveva neanche visto. Ciao, è il marito di Elena, è il gatito che si vergogna per come che si è comportato e mi ha anche chiesto scusa. È il gatito che venirà a domandarti scusa anche a te, sento Paola. E sei venuto la Elena e anche a sua Isa. Ah, mio marito e voi che torna a casa. Coro, amore, ego da dirti una roba. Bisogna proprio che cambiamo il dottore. La sei proprio innamorata, Puaretta. Sì, lo credo anche a me, Puaretta. Guarda, mi mega porta un altro masso di fiori. Ma proprio parmi. Beh, ciao, chi sei che ti manda questo? Ma per caso se sta il marito di Elena? È il marito della Elena? Ma cosa c'entra il marito della Elena?
Ghetto sentio cosa che gli ha detto l'avvocato. Sì che ho sentito, che avevamo perso la causa contro i Bressan e anzi che il tribunale anche stabio, che abbiamo da ridare in tutti i scheichi ne da fin adesso. Bara, mamma, non abbiamo mi ha scelto tanto un bravo avvocato, setto cose che mi ha detto. Mi ha detto che suo Marco aspettava, la continuava a bagnare patate e lui è nato gnocco. So, ma le sta un furbo che il Bressan lì, E sapeva di aver le carte giuste in mano. E che aveva il corteo da parte del manico. E adesso, che figura facevano noi altri, Ma guarda che noi altri siamo contesse, e che abbiamo da essere sempre servie e riverie da tutti. Ma setto che non sono mia sicura che sia proprio così. Se è vero, se sta un smacco, beo e buono. Lo sapevo il brutto, se che lo saprà anche tutti i popoani adesso, che figura che femo. Zani aveva una buona considerazione di noi altre contesse, figurati adesso, credevamo d'essere a cavallo, siamo finiti col tetrio per terra, anzi, ne mandi a poia, ecco dove siamo capitati. Sì, vabbè, ma non stiamo proprio a avvilirsi così, troviamo un modo per tirarsi su. Poverissimo. Sarà mia P come prima, però, No, ma che discorsi. Però, ascoltatemi, sono sempre a più intelligente, ricordiamolo. Potevo dare una bella festa. Una bella festa dove ci abbiamo tutti i nobi che conosciamo, i conti e anche i popoiani. E anche l'innamorato di Asia Ortensia, se ne dice chi che il zè, però se no. Giusto, così facciamo vedere che siamo gente amante e che quello che conta non è la nobiltà del casato, ma la nobiltà d'animo. Beh, mica so la sorella più bella, con un'idea ancora più bella. Demo una bella festa in maschera, così nobi e popoiani saranno tutti compagni. Posso venire? Anche a me? Ma sicuro si Ortensia che sia volta che te canti il moroso. Non sta a ridere tanto, Cecilia, perché il moroso lo cos'altro E chi sei? Vi ricordate quei massi dei fiori che ho ricevuto? Beh, quei fiori saranno un pegno d'amore. Beh, e ora? Allora il mio moroso fa il notaro. E mica ho fatto un testamento. Ma cosa c'entra adesso il testamento? E c'entra come? E sei un signore. Maria Santissima, ciò. Ma cosa ha detto ti dà a fare per testamento? Dimmi. Lui vuole solo me. E nel testamento che ho fatto scrivere che lascio tutte le mie eredità a voi altre nevode. D'un tratto, si Ortensia, te si la mesia preferita. So, ma cosa sei che ti hai detto? Che ti hai ciappati? Te sei, Isabella. La mia povera mamma la mega lascia tutti i suori e la sua dotta. Ecco perché Miccio è una voce fa niente. Neanche una coana, niente. Ben, vai. Sì. Sono contenta per te e visto che andrà tutto a me fioe, sono ancora più contenta. Lui mi vuole solo me, perché sei solo del suo. Ma insomma, si Ortensia dine chi che l'è? Ma sei il notaro, è zio di Giovanni Battista Bressan. Un altro Bressan, questa no che vuoi. No. Guarda cosa che ho. Nel cunaro. Però
non ho capito perché sei grandi così, se non ho piegaine padovane. Perché, no, scusami, sei qui di Astibana l'altra. E perché Io assomia. No. che non diceva che sarà freschi? Sì, freschi. Ma che sei una festa in maschera qua? Ah, ma chi sia di voi altre a contessa Monza? Elena? Oh, somiglia a contessa Elena. Oh, Ma chi sarisia? mi son la Nina da Venezia e sono venuta a decima. Oh, anche io pa decima. Ma sei una bressanca ea. Ma che diritti Gaia? Oh, la sei una persecuzione. Un'altra decima. No, la decima, la sei la fioia del suo marito il conte. Ah, ma come è possibile? Se non è mai venuto a Venezia. Ma a Padova sì? Adesso ho capito perché veniva sempre a Padova. Ma dammi cosa vorla. Poi anche perché la me costa cara la decima. E come che avete la sei bisognosa come sua mamma. e poi cosa vorla? Sono tanto disperato. Sì, perché vede, suo marito veniva sempre a trovarmi a Padova una volta, ma dopo mi ha smesso e adesso non so proprio cosa fare perché poi anche non vino più. Da cosa vorla sempre poi anche, se non ne avemo cosa vorla fare? Ma vede, mi avoria che la versesse il portafoglio. Sì. Sì, perché avevo proprio bisogno. Tutte ste belle dame qua e con niente proprio. Ma quanti fiori Gaia è? Avevo 9 fiori in casa. 9. E bisogna che mantenga anche. Suo marito non paga più le spese? Mio marito? E cosa c'entra mio marito? Perché c'entra. E mi cosa vorla? Come faccio? Se sono qua ormai disperata, che sono quasi come un'arna sborassata. E poi, aspetta che cerca e faccio io. Caspita, dove sei andato? No, capo. Ma mi sarà cascato per terra? No, mi sei cascato anche a calza perché la giarrettiera la segasmoia. Dai, adesso salterà fuori il fazzoletto, vediamo. Eccolo. Ma già Rodrigo piangere però. Insomma. Come che avete avevo bisogno. La 9 fiui, cosa c'entra mio marito con i 9 fiui? La decima sì, una, ma no, io non sta a agitarsi per i fiui miei. Non sta a agitarti. I fiui miei, no del suo marito, e neanche a sui, del suo marito, se solo la decima. E il mega tradio e ora, che disgraziato! E dopo il faceva tanto il geoso, che il mega fatto anche a cambiare il dottore.
Magari il Zarabeo è giovane. Ah, guarda, non che dico. Ah. Ma insomma, da me la vuoi skate? Sì. Ma mi ripeto, che skate non no. Avevo perso contro i Bressan. Ah, beh, ora siamo del gatto. Ecco. So Anna, detto sentio, le contesse le ha perso e adesso finalmente le sbassa e ale. Ride Becky che ride ultimo. Te che proprio ragione, siete che ragione. Ride ultimo. Ma taciti! No, vuol dire io mi? Ah, Perché mi continua a coglionare? No, te che stai zitto adesso. Però Anna, mi disaria che le contesse le ha vinto la 10ª. Sì, Quella del conte.